Buonasera a tutti, benvenuti e bentrovati finalmente in presenza, nonostante ancora qualche limitazione dovuta al permanere della pandemia, ma siamo contenti davvero di rivivere quasi nella normalità questo premio letterario Città di Olbia, giunto quest'anno alla sua 8ª edizione. In apertura di serata un caro saluto naturalmente a tutti i finalisti che sono qui presenti e che oggi sapranno insomma se si aggiudicheranno questo prestigioso premio nelle diverse categorie. Un caro saluto naturalmente a tutti coloro che ci seguono da casa, tramite i social, tramite il canale YouTube della Biblioteca e tramite Teleregione Live al canale 88 del Digitale Terrestre. Un caro saluto naturalmente alla giuria che tra poco vi presento e un grazie speciale va agli organizzatori, per i quali vi chiedo davvero un forte applauso, l'amministrazione comunale, l'assessorato alla cultura e pubblica istruzione guidato da Sabrina Serra e la biblioteca Simpliciana. Quindi grazie davvero, non è semplice organizzare un premio di questo tipo. La serata che trascorreremo insieme sarà comunque anche all'insegna, oltre che della letteratura, delle nostre tradizioni, della nostra cultura, anche della ottima musica, perché ospiti d'eccezione questa sera ci saranno due musicisti straordinari, il chitarrista Gavino Locche e la cantante Serenella Lunesu. Insomma, trascorreremo davvero una serata ricca di emozioni, quindi iniziamo subito. Invito l'assessore Sabrina Serra a raggiungermi, spetta a lei il compito di dare i saluti a tutti voi e di fare quindi in qualche modo gli onori di casa. Grazie Daniela e buonasera a tutti. Intanto un doveroso ringraziamento alla giuria che anche quest'anno ha accettato veramente di portare avanti questo grandissimo e importantissimo lavoro di uno degli atti più importanti dell'assessorato alla cultura e della nostra biblioteca. Grazie veramente a tutto lo staff, a tutto il personale della biblioteca civica che nonostante le importanti restrizioni dovute da questa pandemia non ha mai smesso di lavorare e di offrire comunque ai tanti appassionati, ai cittadini e non solo, importanti attività che veramente si portano avanti tutto l'anno. E poi non per ultimo, ma non perché è meno importante, ringrazio veramente di cuore i partecipanti. Tanti sono oggi qui presenti e questo premio non potrebbe esistere se non ci fossero loro a partecipare a così tante edizioni. Abbiamo dei veterani che ormai veramente tutti gli anni ci tengono a partecipare al nostro premio e che partecipano anche a tanti altri premi proprio di letteratura, quindi proposti anche da altri comuni e di altri territori. E quindi questo sicuramente dà valore al premio Città di Olbia, che ormai insomma va avanti veramente da un po' di anni. E poi scusate se mi dilungo, ma ci tengo anche a sottolineare un altro aspetto, proprio anche per gli appassionati e partecipanti di lingua sarda, quindi del gallurese, e come sapete finalmente nella nostra città siamo riusciti a aprire lo sportello linguistico. E non solo, Olbia, grazie all'intervento anche della consulta gallurese, è riuscita come comune capofila a vincere il bando della standardizzazione del gallurese, quindi finalmente inizieremo anche un lavoro con tutti i comuni della Gallura e abbiamo cercato di portare avanti un progetto unitario proprio a sostegno della nostra lingua e soprattutto per farla conoscere alle nuove generazioni. Purtroppo nelle famiglie si parla sempre meno il gallurese e il logudorese. Prossimo obiettivo è quello sicuramente di avere anche lo sportello in lingua gallurese. Io vi auguro a tutti una buona serata e grazie ancora a tutti e voglio salutare anche i colleghi presenti in sala che li conoscerete durante la premiazione. Grazie. Grazie all'assessore Sabrina Serra, assessore alla cultura e pubblica istruzione del Comune di Olbia. Rimanga con noi perché spetterà a lei e ai suoi colleghi premiare questa sera i vincitori nelle diverse categorie. Allora, iniziamo subito. Come detto, premio Città di Olbia giunto all'8ª edizione, quindi stiamo parlando di 8 anni di scrittura, di impegno e di investimento verso la letteratura, che è fonte di ricchezza per la nostra apertura mentale, ma anche
attenzione verso la nostra identità, verso le nostre lingue, verso il gallurese e il logudorese. Allora, qualche numero su questo premio, su questa edizione. Per quanto riguarda i racconti brevi in italiano, quindi sono state presentate 99 opere, e poi ancora per i racconti brevi in gallurese e logudorese 23, per le poesie in gallurese e logudorese 25. Insomma, quindi stiamo parlando sempre di numeri importanti e in crescita ogni anno di più. Che cosa vincono? Questo è anche un concorso, è un premio, quindi che cosa c'è in palio? Allora, al primo classificato andranno 500 euro, al secondo 300 euro e al terzo classificato 200 euro. A discrezione della giuria poi potranno essere assegnate anche delle menzioni speciali. Le opere risultate prime 3 classificate verranno pubblicate in un volume antologico a cura dell'amministrazione, poi ai vincitori sarà consegnata una targa di riconoscimento e 5 copie del volume. E adesso è il momento però di conoscere la giuria, perché sono stati loro a leggere tutte le opere che sono state presentate quest'anno, e allora vi chiedo davvero un forte applauso per loro. Iniziamo dal presidente Francesco Pala, docente di filosofia, direttore già della rivista filosofica Giornale Critico di Storia delle Idee, scrittore e saggista. Grazie davvero per il suo lavoro. E poi abbiamo Luana Scanu, formatrice, esperta in scrittura creativa ed editoria. Complimenti, grazie anche a lei. E poi Quintino Mossa, presidente della Consulta Intercomunale della Gallura. Grazie, e tante altre cose. E poi ancora Paolo Russu, socio fondatore della Consulta Intercomunale della Gallura. Grazie anche a lei. E anche una new entry, siamo davvero felici di avere tra i giurati anche Eliano Cau, docente, scrittore e poeta. Grazie. Quindi loro hanno letto tutte le opere e hanno decretato i vincitori. Quindi è il momento di iniziare subito con la prima sezione, che è racconti brevi in italiano. Allora, quali sono le opere che sono giunte in finale? Allora, in rigoroso ordine alfabetico, ve le ricordo, sono l'opera di Alessandra Fucilitti, La matematica aiuta gli audaci, e poi quella di Giovanni Battista Manca, La neve del mare, e poi ancora Ivano Mugnaini, che ha proposto Le scarpe della domenica, e l'opera di Emanuele Rizzi, Se così siamo vivi. Prima di scoprire chi si è aggiudicato il primo, secondo e il terzo posto ed eventuali menzioni stabilite dalla giuria, chiedo al Presidente un commento generale su queste opere, su questa sezione racconti brevi in italiano. Mi sentite? Sono io che non mi sento. Poco? Così mi sentite? Quindi non è la mascherina, è il microfono. Buonasera a tutti. Dunque, anche quest'anno abbiamo avuto una notevole partecipazione, e anche quest'anno leggere questi racconti è stato un piacere. Come l'anno precedente, io mi sono posto l'interrogativo quando sono andato a leggere questi racconti, cioè mi sono chiesto in che misura in questi racconti ci sarà un riflesso della realtà che stiamo vivendo, perché chiaramente chi scrive vive è collocato in un mondo nel quale sta accadendo qualcosa di speciale, lo sappiamo tutti, e ancora una volta i racconti che sono pervenuti non rispecchiano questa situazione, perlomeno apparentemente. Cioè, raramente le parole che siamo abituati a sentire ogni giorno sono entrate nel lessico di questi scrittori. Però indirettamente forse questa situazione in qualche misura viene espressa. Perché? Perché i racconti tendono a mettere in evidenza in maniera molto frequente situazioni di solitudine, per esempio, difficoltà esistenziali. Quindi in genere i protagonisti vivono vite che si devono misurare con la complessità che, come dire, la nostra esistenza, soprattutto in realtà
in metropoli ha raggiunto. E quindi in genere c'è molta empatia, c'è molta complicità, ecco, nel descrivere queste figure. Spesso si tratta anche figure di uomini e donne fragili, magari caratterizzate da un'età avanzata, o comunque che per destino si trovano, ecco, in una situazione di solitudine. E questo mi ha colpito molto in positivo, perché lancia un messaggio di solidarietà complessiva, ecco, un invito ad una forma di resistenza all'avversità dei tempi. Ecco, quindi complessivamente la delicatezza, la bontà d'animo che emerge da questi racconti è confortante per chi li legge. Ecco, descrive un mondo migliore rispetto a quello nel quale ci troviamo spesso a vivere e con il quale ci misuriamo. Per cui è stato un piacere, e credo che insomma lo sarà anche per voi quando leggerete i racconti che abbiamo voluto premiare. Grazie Presidente Francesco Pala per aver introdotto questa sezione Racconti brevi in italiano. Allora è il momento quindi di scoprire chi sono i vincitori e mi aiuteranno due ragazze d'eccezione. Loro sono Giulia ed Elisabetta Micozzi, che vi porteranno la busta che contiene i vincitori. Un applauso per loro. Grazie. Allora, vediamo un po' chi sono i vincitori. Apriamo la busta, come nelle migliori competizioni che si rispettino. Allora, iniziamo con una menzione speciale che va all'opera scritta da Ivano Mugnaini con il titolo Le scarpe della domenica. Quindi complimenti a Ivano Mugnaini, che non è presente questa sera qui con noi, ma vogliamo conoscere la motivazione con la quale la giuria ha decretato meritevole di menzione quest'opera. Prego. Allora, dunque, per la folla cittadina era un ostacolo semovente di poco conto, qualcosa che si intravede appena con la coda dell'occhio, un birilletto da bowling verniciato di bianco che sta lì e traballa e dondola e non si decide a cadere. La vita di Attilio Euclidi è questa, un tran tran monocorde senza picchi di gioie e speranze particolari, un lento declino che sprofonda nella indifferenza rumorosa della città, descritto dall'autore con mite accuratezza. Non resta che arrendersi e lasciarsi travolgere dal passo marziale del nuovo tempo, oppure risalire la china controcorrente. Attilio Euclidi non è un uomo di grandi battaglie, ma trova la via della risalita che sfocia nel mare e davanti all'infinito senza tempo ritrova il tocco silenzioso che lo riconsegna alla vita. Complimenti. Grazie al Presidente della giuria Francesco Pala. Ha letto la motivazione di questa menzione per l'opera. Allora, andiamo avanti, quindi è il momento adesso di decretare il terzo posto, quindi terzo classificato della sezione Racconti brevi in lingua italiana, che se lo aggiudica Alessandra Fucilitti di Sulmona con l'opera La matematica aiuta gli audaci. Un fortissimo applauso, complimenti. Non è presente perché ha avuto degli impegni, ci ha mandato comunque una breve lettera che vi leggo. Gentili organizzatori, nel ringraziarvi per l'inserimento del racconto La matematica aiuta gli audaci nella rosa dei finalisti, devo comunicarvi che dopo la verifica del viaggio che dovrei fare ho deciso di non partecipare alla cerimonia di premiazione. Sono tanti i mezzi di trasporto che dovrei prendere, la pandemia continua a colpire. La Sardegna è una regione che ho nel cuore, nella quale ho trascorso le mie vacanze perfette, ma credo di dover aspettare ancora qualche mese per rivederla. Ringrazio l'organizzazione del premio e la giuria. Il racconto ha trovato un suo posto in quella che reputo l'isola più bella del mondo. Questa per me è già una soddisfazione. Quindi ecco qua il messaggio della terza classificata. Quindi
Grazie ancora, complimenti. Ascoltiamo sempre dalla voce del Presidente la motivazione. Sì. Allora, quanto si può essere soli su un autobus che sprofonda nei chiaroscuri di un'alba umida, dentro stazioni popolate da viaggiatori storditi da risvegli recenti che affrettano il passo per non vedere e non pensare? A 71 anni compiuti da poche ore ci si può accontentare di un caffè fatto senza amore e sorseggiato al bancone anonimo di un bar qualunque? Si può scomparire nei sedili di un tram affollato, sommersi dal caos indistinto? No, se si possiedono l'arte dell'ironia e la disciplina della matematica. Due virtù che aiutano Nicola, insegnante in pensione, a sfidare l'anonimato a cui il clima indifferente della metropoli lo vorrebbe consegnare. La forza ostinata dei numeri lo aiuta a condurre l'esistenza audace di chi altrimenti sarebbe condannato a perdersi nel disordine di un'età inclemente. E l'ironia gli serve per trasformare le brutture urbane in un divertente spettacolo che mette in scena con leggerezza le movenze di un'umanità fraterna, anche se solo per qualche istante. Grazie al Presidente di giuria Francesco Palla che ci ha letto la motivazione di questo terzo posto. Vogliamo ascoltare però dalla voce di Eleona un brano, uno stralcio di questo brano vincitore. Quando filtra la prima luce sono già sveglio. Ho strappato sonno alla nottata che doveva passare ed è passata, ma sono le 6 e oggi entro nei 71. Non voglio farlo sulla Cassia inoltrata, in una Roma Nord che non mi è mai piaciuta. Una volta rivestito mi aspetta la parte più difficile, percorrere un lungo corridoio con cartella e scarpe in mano. Devo farlo in silenzio, perché so che una porta sarà aperta. La sagoma a letto è immobile, Dio non voglia abbia a riscuotersi. All'ingresso apro e chiudo la porta di casa, manovrando i pomelli come un ladro. Fuori affronto la prima variabile imponderabile, l'eventuale inquilino al quale spiegare perché sono scarso e mi infilo in tasca uno dei 2 quotidiani sullo zerbino. Raggiunto l'atrio, aspiro 1 litro di ossigeno e studio il gran finale che devo al mio compleanno. Il marmo è quasi bianco, mentre il cappotto, cappello, cartella e ombrello sono scuri. Sorrido a tutto bocca e scivolo via a braccia aperte come Genichelli, aprendo l'ombrello a scatto. Nella fuggevolezza dell'attimo mi faccio gli auguri, pensando al magnifico Gene, che si sposò per la 3ª volta a 78 anni e morì a 84. Grazie a Luana Scanu. Questo uno stralcio di questo brano che è giunto al terzo posto. Allora, secondo classificato, stiamo quindi risalendo il podio. Allora, secondo classificato per la sezione sempre racconti in lingua italiana, se lo aggiudica Emanuele Rizzi. Se così siamo vivi. Complimenti. Davvero complimenti, anche lui purtroppo non è presente questa sera qui con noi a Olbia, gli giungano però i nostri complimenti tramite i social e la televisione, quindi avrà modo per ritirare il premio. Adesso però ascoltiamo quella che è la motivazione, vero Presidente? Francesco Palla. Dunque, le conversioni spirituali sono rivoluzioni. Tempeste che scuotono il perimetro di anime perse nella tormenta di sogni mancati e speranze disilluse. Possono essere brusche, istantanee, imprevedibili, oppure lente, graduali, molecolari. Vladimir Koviken è un regista, un grande regista, ceco e acclamato. Roberto Grignelli è un critico cinematografico, scettico e disilluso. Il primo non vede, ma ha visione spirituale. Il secondo ci vede benissimo, ma non guarda oltre il recinto del proprio risentimento. Il primo ha i carismi del convertitore spirituale, il secondo ha nel fondo del cuore l'insospettabile desiderio di cambiare. Il racconto descrive, con penna sapiente, la collisione di 2 mondi distanti e invita a credere nella forza trasformativa e benefica dell'altro da noi. Grazie Presidente, quindi questa è la motivazione con la quale la giuria ha assegnato il secondo premio nella sezione Racconti brevi in italiano. Ascoltiamo ancora una volta dalla voce di Luana Scanu uno stralcio di questo brano.
Di quelli che venivano da fuori, degli stranieri che affollavano le strade con i loro bagagli svogliati, ricordo ben poco. Un fiume indistinto di persone scorreva placido, ordinato, verso il lungomare Marconi. Ero arrivato da una settimana e il tempo uggioso non aveva ancora abbandonato i tetti di Venezia. Il corso avanzato che avevo concluso, le raccomandazioni dell'università e la fortuna di avere un padre con qualche conoscenza mi avevano permesso di trasformare il me stesso appassionato di pellicole in un critico cinematografico. Soltanto un ultimo sforzo, una breve intervista e il gioco sarebbe stato fatto. Ero a un passo dall'approvazione del mio vecchio. Ecco perché, alle 4:15 del pomeriggio di un lunedì di settembre, mi trovavo di fronte al caffè Grimoldi, asserragliato nel centro della città. Non fu difficile riconoscere l'uomo a cui avrei dovuto rovinare la carriera. Tra tutti i registi che avevo prematuramente demolito con i miei articoli, quello sarebbe stato sicuramente il più soddisfacente, il pesce più grosso dell'acquario. Lo vidi attraversare la strada, camminava a testa alta e infine fermarsi a pochi metri da me, di fronte all'ingresso del caffè. Sapevo bene che per lui non sarebbe stato altrettanto facile riconoscermi, non per via degli occhiali scuri che indossava, bensì perché picchiettava sul pavimento con il suo bastone rosso e bianco. Grazie a Luana Scan, quindi questo è uno stralcio del brano arrivato secondo. Adesso raggiungo il centro di questo bel palco perché è il momento della proclamazione del vincitore, quindi dobbiamo assegnare il primo premio della sezione racconti brevi in italiano e invito l'assessore Sabrina Serra a raggiungermi perché spetterà a lei consegnare il premio. Chiedo anche alle ragazze che mi aiutano, Giulia ed Elisabetta, di portarmi quello che è la targa per il primo premio. Eccoci qua. Allora, assessore, siamo giunti al vincitore, primo classificato della sezione racconti brevi in italiano. Se la giudica, signore e signori, Giovanni Battista Manca con La neve del mare. Complimenti. Venga pure qua. L'assessore le consegna, ecco qua, la targa. Complimenti davvero. Una battuta rapidissima, mi avvicino di qua, scusate, eccomi. Sono abituato più a scrivere che a parlare, però ringrazio l'amministrazione comunale di Olbia per questa meravigliosa manifestazione, ma non solo perché ho vinto, ho partecipato altre volte ed è sempre stata emozionante. Ringrazio mia moglie per avermi sopportato tutte le volte che scrivo e che la trascuro per scrivere e vorrei dedicare questo premio alla nostra meravigliosa terra di cui parlo nel racconto, che viene continuamente devastata dagli incendi. Grazie ancora a tutti. Grazie anche a lei e adesso ascoltiamo dalla voce del presidente Francesco Pala la motivazione con la quale la giuria ha deciso di assegnare a lei questo primo premio. Dunque, c'è tutto un mondo scabro, spoglio, disadorno, arso dal fuoco che ha annerito ogni cosa, perfino le pietre. C'è tutto un mondo pericoloso che odora di fumo che Giuseppe deve percorrere per ordine del padrone, Don Bachisio Murgia, seguito da un piccolo gregge e dai cani. Deve arrivare a Sant'Orsurgiu e all'ovile di Zio Billia, costi quel che costi. Il motivo del viaggio attraverso i sentieri impervi della campagna ha un nome antico, Paradura, che tradotto vuole dire solidarietà, mano tesa, aiuto. Zio Billia ha perso tutto per via degli incendi e il piccolo gregge potrebbe farlo tornare alla vita. E allora il cammino assediato dalle fiamme non è più un obbligo che Giuseppe deve osservare per semplice obbedienza, ma un imperativo categorico, un destino da adempiere a tutti i costi. E quando il pericolo si fa più intenso, dentro il ragazzo non dilaga la paura, ma il rimpianto per tutto quel mare che bagna la sua terra e che lui, marinaio di foresta, non ha mai potuto conoscere. Ma il destino è in attesa e l'autore con misura e maestria ci conduce fin dentro il cuore delle fiamme e nell'intimo della tempra virile del giovane Giuseppe. Complimenti. Grazie al presidente Francesco Pala che ha letto la motivazione che assegna il primo
premio al signor Giovanni Battista Manca con La neve del mare. E adesso ascoltiamo un breve stralcio dell'opera. La luna illuminava la campagna. La luce era talmente intensa da far dubitare che fosse notte. Solo la mancanza di colore dei cespugli, delle rocce e del terreno distingueva la notte dal giorno. Giuseppe aveva camminato fin dal mattino presto, senza mai fermarsi, guidando il piccolo gregge per le campagne infiammate dal sole di fine luglio, cercando di stare il più possibile lontano dagli incendi che stavano devastando l'isola. Camminava ormai da 3 giorni, riposando per poche ore solo la notte, al calare del sole, stando attento ad attraversare campagne sicure, annusando continuamente l'aria per sentire l'odore del fuoco, come gli aveva insegnato il padre fin da piccolo, studiando il vento che tanto lo preoccupava in caso di incendio, osservando con attenzione l'orizzonte per scorgere il pericolo e deviare per tempo il cammino. Man mano che si avvicinava alla meta, l'ovile di zio Billia, il compare del suo padrone, nei pressi di Santo Lussurgiu, il caldo degli incendi infuocava l'aria, mentre sulla sua testa volavano bassi, talmente bassi da poterli toccare con un dito, gli aerei d'antincendio carichi d'acqua di mare, quel mare che tanto amava e che tanto lo faceva sognare. Grazie a Luana Ascano che ci ha letto un breve brano dell'opera vincitrice di questa sezione Racconti brevi in italiano. Noi adesso ci fermiamo un attimo perché è il momento di lasciare lo spazio a 2 musicisti d'eccezione. Li accogliamo con un fortissimo applauso, Gavino Loche e Serenella Lunesu. Mi avvicino da loro, approfitto perché almeno Gavino Loche ci presenterà una tecnica davvero molto particolare. Lui è un maestro di fingerstyle e chiediamo proprio a lui in che cosa consiste questa particolare tecnica. Lui ha vinto numerosi premi, è un vero e proprio maestro, uno dei virtuosi, il migliore potremmo dire. No, ce ne sono tantissimi, spero che pochi, ma che cos'è il fingerstyle? È una tecnica che permette al chitarrista di suonare da solo. Questo permette di guadagnare più soldi perché non devi dividere con il pezzo del gruppo. Quindi il chitarrista finger picking, fingerstyle, che è la stessa cosa, letteralmente significa suonare con le dita, però fa più figo dire suono finger picking. Praticamente suoniamo la linea della chitarra, ovviamente, la linea del basso, e aggiungeremo in questo caso anche delle percussioni fatte con le mani, quindi non si utilizzano basi o loop station, registrazioni di nessuna sorta. Quindi Tutto acustico, benissimo. Allora, adesso chiedo quindi a Serenella Lunesu che cosa ci presentano e poi lasciamo loro il palcoscenico. Sì, questa sera inizieremo con un brano di Battisti e Mogol, Prendila così, con un nostro arrangiamento, in realtà un arrangiamento di Gavino per quanto riguarda la versione musicale. Grazie, buonasera. Grazie, quindi Gavino Loche e Serenella Lunesu. Che
a parlare di rughe, a parlare di vecchie streghe, meno bello certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo non essere più sola. Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Lasciami giù qui, è la solita prudenza. Loro senza me, mi detto, è un problema di coscienza. Certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare, forse ti a rincasare vuoi. No che non vorrei, io sto bene in questo posto. No che non vorrei, dopo corro e faccio presto. Meno bello certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, io potrei purtroppo, anzi spero, non essere più sola. Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Prendila così. Grazie e complimenti a Gavino, Locke e Serenella Lunesu, che incontreremo ancora nel corso della serata, perché ci faranno compagnia con altri brani, quindi allieteranno questa nostra serata. Noi però dobbiamo proseguire con le premiazioni, perché questo è l'8º premio letterario Città di Olbia. Dopo la sezione Racconti brevi in italiano è il momento adesso della sezione Racconti brevi in gallurese e logudorese. Allora, in questo caso sono 4 i brani finalisti in ordine alfabetico: A strada di Domenico Mario Battaglia di La Maddalena, Dalimacchi e Dalistedi di Maria Antonietta Pirigheddu di Tempio Pausania, Somine Aguantadu a Suvogu di Sandro Bicai Sindia e Su Menzus Amigu di Sebastiano Mario Fiori Tortolì. Queste sono le opere giunte in finale questa sera, ma le vincitrici lo scopriremo. Quali sono le vincitrici? Lo scopriremo tra poco, quando Giulia ed Elisabetta mi porteranno la busta. Anzi, eccola qua, grazie tante, la busta è già qui, ma prima passo il microfono a Quintino Mossa. A lui il compito di dare una panoramica su queste opere che sono state presentate. Va bene, si sente bene? No, sì, bene. In genere dico delle cose quasi ripetitive rispetto ad altri premi, ad altri anni. Però la novità è questa, che siccome spesso presentano i loro lavori persone più volte, negli anni, diciamo che un caso particolare, ora qui vedo di fronte a me la Pirigheddu, questi racconti delineano un mondo, descrivono un mondo che è a metà fra tradizione e si trovano a vivere naturalmente nell'attualità, e quindi diciamo un po' che faticano. Non sono degli emarginati i personaggi che lei porta avanti, ma sono delle persone semplici, sono delle persone
che vivono spesso senza avere gli strumenti culturali per interpretarle, le novità del momento o i cinismi che sono in genere descritti abbastanza ampiamente. Quindi c'è questa descrizione che soprattutto emergono quegli elementi che sono tradizionali e che formano poi il carattere di una società, possiamo dire, anche perché sono il modo con cui noi ci relazioniamo al mondo, se vogliamo, la struttura tradizionale. Per quanto riguarda poi i racconti in genere, sono diciamo così un deposito di elementi culturali notevoli, perché sono un po' sempre anche la storia della Sardegna. E io molte volte mi trovo a leggere dei termini che mi fanno quasi sobbalzare, perché dico, non lo so, in uno dei racconti si parlava del Sintregu, no? Cioè che sarebbe la divisione, dei dipartimenti, dicevamo noi, no? Cioè la divisione del bestiame o la divisione dei prodotti del lavoro nei campi. In queste parole c'è la storia della Sardegna. Su queste parole bisogna anche riflettere, perché rappresentano delle epoche particolari ed è significativo che siano arrivate fino a noi, no? Perché è chiaro che se esistono queste parole vuol dire che sono ancora legate alla nostra cultura, al nostro modo di pensare e di agire. E queste cose appaiono e dunque sono un deposito importante, e il fatto che siano pubblicate, che siano conservate, potrebbero, spero, che diano modo di riflettere a chi legge su questi elementi che sono presentati. Grazie a Quintino Mossa per questa panoramica generale sui racconti. In qualche modo il premio sta diventando anche custode di quella che è la lingua, le tradizioni e la cultura della Sardegna. Questo è davvero molto bello. Allora, scopriamo chi sono i vincitori. Apriamo la busta. E iniziamo con una menzione speciale, quindi la giuria ha ritenuto meritevole di menzione l'opera di Sandro Biccai di Sindia, Somine che ha aggontado a Suvogu. Complimenti. Complimenti. Allora, abbiamo una motivazione? Abbiamo anche la motivazione per quest'opera che dalla giuria è stata meritevole di menzione speciale, quindi siamo nei racconti brevi in gallurese e logudorese. Allora, menzione: ambiente pastorale e di abigeatari, descritto a tinte forti e realistiche, una spedizione punitiva a danno di chi ha osato indagare sugli autori dei furti di bestiame, con pestaggio e strage di animali, in un clima dove alcuni comportamenti violenti sembrano dettati da un primordiale istinto di sopravvivenza. Uso quasi cronachistico della lingua che risulta aderente per asperità ai fatti narrati. Grazie a Quintino Mossa che ci ha letto la motivazione con la quale la giuria ha decretato meritevole quest'opera. Allora, veniamo adesso al podio, quindi eccolo qua, questa è la classifica. Quindi, terzo posto, terzo classificato dei racconti brevi in gallurese e logudorese. Mi avvicino al centro del palco per accogliere il vincitore o la vincitrice, vediamo. Allora, si tratta di Domenico Battaglia di La Maddalena. Complimenti, la sua opera è stata giudicata meritevole del terzo posto, davvero, complimenti. Allora, intanto portiamo, il riconoscimento, ma a consegnargliela sarà Eluana Marotto della Biblioteca Simpliciana.
approfittiamo per ringraziare e fare un fortissimo applauso a tutto lo staff della Biblioteca Simpliciana che si è occupata di curare l'organizzazione di questo premio, quindi anche Matteo Micozzi, Antonello Budroni e il dirigente Marco Ronchi. Allora, è il momento della consegna. Le foto di rito. Quindi grazie a Eliana Marotto per aver consegnato questo premio. Adesso è il momento di dare la parola nuovamente alla giuria perché vogliamo conoscere la motivazione. Quintino Mossa. Un ritorno all'isola dopo tanti anni alla ricerca di atmosfere, di suoni, di profumi, di luoghi e di volti, così come visti nell'infanzia. Forti si presentano alla mente e al sentimento le immagini solari e luminose di un tempo spensierato e felice, dove tutto era semplice e il tempo non aveva nulla della frenesia odierna, ma tutto è cambiato, i luoghi sono alterati dalla speculazione edilizia o dall'abbandono, non si sentono più le gioiose grida infantili squillanti nell'eccitazione del gioco. I bambini sono occupati per ore davanti ad uno schermo che è il segno della loro solitudine. E la modernità e il progresso. Grazie a Quintino Mossa per averci letto la motivazione. So che ha preparato anche un breve stralcio di quest'opera. Grazie. Allora, un tempo, manco mondo lontano, a strada onde mi trovo, era stata un regno mio e dei miei amici. A guardarla con un occhio pare sempre uguali, a guardarla con l'altro vivo che non è vero. Vabbè, da quando il continente è diventato a me casa e a Oscoglio non gli vengo più monda, accorgirsi dei cambiamenti non è mica cose facili. Da davanti a un palazzo hai fatto fabbricare chi hai fatto fabbricare va buono di un amico mio, scopro che il suo orto non è più. Là scricchini, cert'arbori di limoni e di fichi, alivi meligranati. Avevano fabbricato in neci un residence, così li mintuigliano oggi qui di cascettoni. Quante cose mancano ad un tempo, quanto inutili che ne so oggi, ma i ziteti, onde li trovo i ziteti? Forse un campetto d'ospedale vecchio, se esiste ancora, gli metto un minuto a arrivarghi, quello pezzo di terra già che è mai diventato un parcheggio per i vettori. Provando a un scalo nuovo che non si può mai sapere, pure qui ha fatto la stessa fine, un ricovero ma per barchi, barchini e barchetti, guzzi e guzzetti. Ma che tuntorrono che so come dico, aveva sì che ho capito, a un campo do pastori e undi se no. Un campo do pastori in Neci è tornato a essere campagna, a stessa che ha trovato zio Bastiano venuto da orgari coi capri. Manco i zitelli che so, spiraio a vero di trovarli, si saranno appiattati. Appoggio braccio in una rocca e a fronte sopra il braccio comincia a contare 10, 20, 30, 50, 100, a voi. Ondegliano gli unchi e si è alzato un poco di ento, soluidi si muovono, soluidi mi salutini. Grazie a Quintino Mossa che ci ha letto un breve stralcio di questa opera arrivata terza nella sezione Racconti brevi in gallurese e logudorese. Allora, ritorno qui al centro del palco perché dobbiamo proclamare il secondo classificato di questa sezione. Invito a raggiungermi l'assessore Sabrina Serra. Spetterà a lei consegnare la targa. Intanto, ecco qua, prepariamo anche la targa ricordo. Signore e signori, si aggiudica il secondo posto, quindi secondo classificato, Sebastiano Mario Fiori, Sumenzus Amigu. Complimenti. Le consegna il premio l'assessore Sabrina Serra. Ecco, anche per lei una targa ricordo. Grazie.
Le foto di rito, naturalmente, e i complimenti. Allora, adesso è il momento di dare di nuovo la parola alla giuria, perché dobbiamo sapere qual è la motivazione. Quindi, Quintino Mossa, a lei la parola. Un violento temporale mette a dura prova l'esistenza di un pastore nel suo ovile. Tutti i suoi beni sono travolti e distrutti dalla furia delle acque. Solo il fedele cane resta al suo fianco, fin quando non è in grado di cercare aiuto. Emergono per il salvamento aiuto per il salvamento. Emergono nella circostanza del bisogno i sentimenti dell'amicizia e della solidarietà, sentimenti ed azioni che sono sostanza del mondo pastorale. La fedeltà e la dedizione del cane per salvare il padrone hanno qualcosa di eroico. Grazie, questa quindi la motivazione. Ascoltiamo adesso un breve stralcio di quest'opera. Aspetti che devo cambiare tono qui, perché la Madalena. Un urivo de abbia e rudo, si che vite ingullende saida. Dai suo monte valaia si impresse che una pietade pinnicchende tutto su chi podia t'agattare in cammino. 3 die sempre proende. Sappadu, a ora e mezzodie, uno tempesto mairu in cussu lo visconzu, preda struncos de arbores secolare sono subrassattera, in sas domos istanzias e magasinos ammoglie. Diego chi fi cherfido toccare a suo guile, mancare chi so suo sono chiriant, ai abidus a morte in cara, che non manco poter torrare abida il fusto dai conca appese. Lidulia su goro, cando chi in so sogros, luzzigos, abbaidaiata satanca, un luogo de guerra. Diego aiat perdido totus os animales, berveges, vaccas, porcos, fintas putas e conillos. Solo leone, un bellugane fonnesu, si vi salvado. Oras a morde, il stracco non tenia fiato né forzas. Desainza tenta mentovo prosumendo sbinu, manco brusinnu. Árboles de olía corcados que segados a muzzu. Fai da iate chi in leone, corcado accostato suo, e stintrende sa notte, e sempre provende meda, in si scuri te poten chircare, su cane movia sa gonca, so sogros bios, forse scomprendiat donde paraula de somere. A primo sole aperto sos ogros, Diego no iat agattado a curso a isse su cane. Diego in mezzo a cusas roccas, che nas accompagnia de leone, si intendia pro solo e disperato, in coro so nariat, promene sfinita, tutto acqua perdido, canto tenia. Su cane intanto ha zompato sul rio e fi tendendo a cercare aiuto per assumere, sempre camminando ora se in un busco di eliche suarino ha introviato su sbarrazzellos. Questo animale tanto che tendesi su Antoni ha cominciato a pedare, un lamento forte funguto che istradaiat su coro a tutti. Grazie a Quintino Mossa che ci ha letto un breve brano dell'opera secondo classificata. Allora, siamo adesso al momento della proclamazione del vincitore di questa sezione racconti brevi in gallurese e logudorese, quindi invito Bastianino Morni, assessore all'urbanistica del comune di Olbia, che ci fa compagnia, quindi approfittiamo naturalmente della sua presenza per chiedergli di premiare il vincitore di questa sezione. Intanto un commento di questa premiazione. Onorato, buonasera a tutti. Mi complimento con l'organizzazione, con l'assessore Sabrina Serra, con questo fantastico servizio che Gallura Live dà a tutti i cittadini. Onorato di premiare la qui presente. Lo svegliamo? Lo svegliamo? Sì, svegliamolo subito. Allora, assessore, la chiami lei. Maria Antonietta Pirighetto. Complimenti a Maria Antonietta Pirighetto. Invito
Giulia ad avvicinarsi. Ecco, qua ci consegna, consegna ecco, all'assessore la targa ricordo, io mi metto da una parte e quindi è il momento della consegna ufficiale. Prego. Complimenti quindi a Maria Antonietta Pirighetto, che con l'opera Dalle macchie agli stenti si aggiudica il primo premio, il primo posto di questa sezione racconti brevi in gallurese e logudorese. Davvero complimenti, ma adesso ascoltiamo dalla voce della giuria, da Quintino Mossa, perché l'opera è stata meritevole di primo premio. Prego. Battistino è nato con un grave handicap. La sua mente da adulto è quella di un bambino di pochi anni. La madre, per guarire la sua balbuzie, gli ha fatto apprendere a memoria una sfilza di detti popolari che lui ripete senza consapevolezza in varie circostanze. Ma gli uomini hanno bisogno di segni che gettino un po' di luce su fatti oscuri della vita, e le frasi assertive di Battistino sono colte come vaticini che si adattano a chiarire ogni situazione complicata. Emerge un ambiente popolare di povera gente, impastato di creduloneria e di fede, lingua schietta e immediata che ben rappresenta la società che descrive e racconta. Complimenti, questa è la motivazione, una battuta a caldo naturalmente. Ho partecipato altre volte, però ho sempre il cuore in gola, mi saltella per il pavimento ogni volta. Ringrazio tutti, ma soprattutto la città di Olbia, che ormai è diventata la mia città adottiva. Grazie davvero a tutti. Assessore, allora. Onorato di aver consegnato questo importante premio all'amica, che qui a tutela e tutto ciò che è divulgazione della lingua del gallurese. Nuovamente complimenti, grazie. Grazie Assessore, grazie a Maria Antonietta Pirighetto. È il momento adesso di ascoltare uno stralcio del brano che ha vinto, e so che in via del tutto eccezionale legge Maria Antonietta Pirighetto. Ok, in via del tutto eccezionale, l'autrice stessa. Allora, ne ascoltiamo un brevissimo pezzetto, ok? Così proseguiamo con le nostre premiazioni. Prego. Vado dall'inizio. Ok. Alla lampa, a camora caccampa. Salutesi Battittino, tu che ne sei lo bonetto. A caccampa cammori, le rispondisi l'alto, come se fosse stata la cosa più importante del mondo. Battittino, così diceva di chiamarsi, la che disi la S in camino, era un giovanotto cumplito e ben educato. La mamma l'ha imparato tutto quello che ha potuto, soprattutto a comportarsi bene con l'angeni e a non far danno a nessuno. In Birchiddoni lo conoscevano tutti, e ancora se d'ogni tanto a qualcuno per la faceva la risa, si erano abituati a un modo curioso che ha di verità. Anzi, qualcuno ne ha pure suggezioni, che da poi dei contrasti qui gli erano pochi. Buongiorno e buonasera, o meglio, alla lampa, e qualche altra cosetta. Gli hanno vera lo pericolo di ubriaco. Lo fatto è che Battittino, mischinello, non era esciuto sincaro. Francesca, la mamma, l'hai avuto a manna. E siccome si dice che di disgrazie non venne mai soli, poi di poco hai abbattiato. Così la colcia femmina si era avuta con 2 gruci innanto, anzi 3. Una creatura come de univaci, l'uletto vrisco e la credenzia boita. Come era riuscita a tirare dananzi, solo nostro Signore la sa. Battittino era cattolica bello e andava a messa ogni domenica. Dall'utrunque ci lascia, da lascia e ci lasciolo, come lo babbo così lo vedolo. Diceva prendisi la croce che non traglieggia. Lo paragonovo allo comincio era filmato ammaragliata bello. Così
hai provato a darle una concia e a imparare le orazioni in grazia di Dio, ma si era arreso subito. Pure Mariagnola, la patrona della Bruttea, ha cercato di tirargli qualche parola in più dalla ula, ma non era stato esso. A buona fame non s'agatta male un ricatto, gli diceva Ildo, pugliendogli il biglietto della spesa. E da chi? Non il bucane. Grazie a Maria Antonietta Pirrighello che si è aggiudicato il primo posto della sezione racconti brevi in gallurese e logudorese. Grazie, noi adesso diamo spazio alla musica, quindi accogliamo di nuovo con un forte applauso Gavino Locke e Serenella Lunesu. Mi avvicino per chiedere loro che cosa ci presenteranno in questo breve intermezzo. Serenella. Sì, allora stavamo pensando che, vista appunto la sezione dedicata alla lingua gallurese, non potevamo che non presentare un brano di un nostro carissimo amico nonché grandissimo compositore. Il brano si intitola Estremi e niente, eccolo a voi. E allora grazie, quindi un forte applauso così li introduciamo e gli facciamo sentire il nostro calore e anche il nostro ringraziamento per questo intermezzo musicale all'interno di questa 8ª edizione del Premio Città di Olbia. Subito dopo proseguiremo le premiazioni con la sezione relativa a poesie in gallurese e logudorese. Quindi è il momento adesso di Gavino Locke e Serenella Lunesu. Questi due estremi, no, sono così violenti, tutti e due valenti, non si può resistere. Lui detti a me molti, lui detti a muri, ma giù morì, mi dianti sì. Grazie, davvero complimenti. Serenella Lunesu
grazie. Rimanete con noi perché avremo il piacere di sentirvi ancora nel corso di questa serata, subito dopo questa sezione del racconti, o meglio, adesso è il momento delle poesie in gallurese e logudorese, quindi nuova sezione. Allora, quali sono le opere finaliste? Sono 4. O meglio, la giuria ne ha decretato 4 tra tutte quelle presentate e si tratta, anche in questo caso in ordine alfabetico, delle seguenti: l'opera di Domenico Mario Battaglia, Di sogni svistita, proveniente dalla Maddalena, e poi Giuseppe Flore di San Teodoro con l'opera Solidade, e ancora Veni di Angelo Contini, proveniente da Arzachena. Allora, noi dobbiamo intanto sapere come sono andate in generale queste opere, quindi un commento da uno dei nostri giurati, e lo chiediamo a Eliano Cau. Quindi, che tipo di poesie hanno presentato durante questa edizione? Grazie per essere stato invitato a far parte di questa giuria. Insomma, c'è stata una rivoluzione di 360 gradi da poeta e scrittore partecipante a tante edizioni di questo premio di Olbia ha giurato. Sono abbastanza emozionato, devo dirlo. Dunque, quante poesie sono arrivate? Un numero interessante di poesie equamente divise tra logudorese e gallurese, poesie che per descrivere le quali mi pare che io mi possa uniformare a quanto ha detto il presidente Pala e poi Quintino Mosa. Diciamo che l'espressione dei poeti in versi è come dire policroma, suona in modi estremamente diversi una dall'altra, è per stile, è per lingua, è per lessico, ma legata da un filo rosso comune. Viviamo tempi estremamente difficili e sebbene ogni poeta sia un piccolo mondo a sé, esprime comunque la paura di questa incombenza tragica e direi planetaria, e talvolta si rifugia nel sogno, talvolta nel mito, spesso nel ricordo, ma esprimendo tutto un mondo interiore profondo e direi pieno di pathos. In prevalenza le poesie sono in versi sciolti, pochi si sono cimentati nella rima, e devo dire che si passa da poesie piuttosto argomentate in varie strofe anche dense, e ad altre che sono contratte e direi estremamente telegrafiche. Tuttavia abbiamo riscontrato una buona fattura dei versi, però abbiamo riscontrato anche una qualche difficoltà a usare talvolta il verso sciolto laddove accanto a un sentimento profondo qualche volta in qualche verso non c'è come dire un matrimonio d'amore insieme al contenuto. Però nel complesso le opere ci hanno conquistato e hanno raggiunto dei risultati sicuramente buoni. Io spero che dal prossimo anno questo premio diventi ancora più importante. Si farà di tutto, veramente, tenteremo di esperire tutte le possibilità per far arrivare tanta gente a questo premio che merita. Ecco, io sono convinto di questo, è molto importante questo premio. Grazie a Eliano Cau. Allora, è il momento quindi adesso della busta che mi porta Giulia Micozzi, grazie tante. Allora, ecco qua la busta nella quale c'è svelato il vincitore, anzi i vincitori di questa sezione poesia in gallurese e logudorese. Allora, iniziamo con il terzo classificato. Quindi si aggiudica il terzo posto di questa sezione poesie in gallurese e logudorese, anzi prendo mi avvicino al centro del palco e invito a raggiungermi Bastianino Monni, l'assessore all'urbanistica del Comune di Olbia. Aspetterà a lui infatti premiare. Allora, assessore, siamo pronti? Eccoci qua. Si aggiudica il terzo posto, lo diciamo insieme.
Terzo classificato Giuseppe Flore. Giuseppe Flore, Solidade, proveniente da San Teodoro, complimenti, venga qua. Intanto ecco Elisabetta ci porta la targa ricordo che dà in mano all'assessore e a lui il compito poi di darlo al vincitore. Complimenti a lei. Ecco qua ci mettiamo a favore di camera per le fotografie, ancora complimenti, l'applauso di questa sala del Museo Archeologico è tutta per lei, grazie ancora e complimenti, quindi terzo classificato. Allora, è il momento quindi di... Per precisare una cosa, sono di Amela. Di Amela, ok, va bene, d'accordo, grazie, ha fatto bene, salutiamo tutti gli amici di Amela che ci stanno seguendo da casa attraverso i nostri social. Allora, chiediamo a Eliano Cau di leggerci quella che è la motivazione. Di fronte alle motivazioni così ben argomentate del Presidente di Quintino mi sento un po' piccolo. Io ho il dono della sintesi, ho cercato di contrarre al massimo ciò che di questa poesia mi ha colpito, quindi in poche righe cerco di spiegarmi. Solidade. In Solidade il poeta ci rivela che la solitudine è la condizione più atta a considerare lieti, bagnato di lacrime mute in giorni lontani, lacrime silenziose che mettono a nudo le ferite del tempo. Incalzante, il canto si dipana e si condensa in versi contratti, lapidari e quasi ermetici, affidando all'anafora un ritmo sonoro e persuasivo. Rannicchiata in sé come la madre dell'ucciso, la figura femminile dipinta nel componimento è l'emblema dei pensieri attinti al passato, in un'azione tacita e solitaria, come solitario il dolore. Grazie Eliano Cau, questa è la motivazione. Adesso ascoltiamo dalla viva voce del vincitore, che invito a raggiungermi qua sul nostro palco così che tutti la possano vedere e anche ascoltare, perché le porgo il microfono. Allora, ecco qua l'opera che ha vinto, questa è la poesia, terza classificata di questa sezione poesie in gallurese e logudorese per l'8ª edizione del premio Città di Olbia. Sa solidade e son lágrimas de Deus linaram. Sa scrivana mudas in cara, mostrando signos de vida passata. Sezida, in cussa breda, ti vaga minuta, commente attuturata. Ti vigan ammentos da esa terra rara. Fumor de neula ti inghinian sospese, ti ghinchian su quinto e ti carignan sa cara, ti si incristan sos ogros, ti cambian pizzo e cara, ti lean sa mente e ti si friman in coro. E te pensas, mamma cara, forse sì, a sa vita passata, a cosas bellas, a cosas malas, o a cosas attiegaras, o a questo male, a su male di questo tempo che ti lascia sola a pensare. A pensare. Sa solidade in Arama. Grazie, complimenti signor Giuseppe Flore da Amela, che aggiudica il terzo posto di questa sezione. Allora io rimango qui al centro, invito a raggiungermi l'assessore allo sport Elena Casu. A lei spetterà il compito di premiare il secondo classificato di questa sezione. Allora Elena, anche per te una battuta, un commento su questo concorso, su questo premio davvero molto importante. Sì, intanto sono felicissima di essere qui e voglio sottolineare l'importanza di questo premio, ormai è giunta all'8ª edizione. Volevo ringraziare l'assessore Sabrina Serra e anche la giuria per il lavoro che avete fatto. Grazie Elena per essere qua e grazie anche per la tua disponibilità a premiare. Allora, insieme proclamiamo il secondo classificato, in questo caso già abbiamo svelato il genere. Allora, insieme Angelo Contini, Darzachena. Complimenti con l'opera Veni. Ecco Giulia che porge all'assessore Elena Casu la targa di riconoscimento e la consegna al vincitore, il signor Angelo Contini. Complimenti.
Davvero complimenti. Allora, adesso è il momento di ascoltare, rimanga qua, rimanete insieme, ci mettiamo un attimo al lato perché ascoltiamo dalla voce di Paolo Russo quella che è la motivazione con la quale hanno deciso di assegnare a lei il secondo posto di questa sezione Poesie in gallurese e logudorese. Veni è la poesia, no veni, veni. Magico rapporto con il sogno che arriva in punta di piedi ogni sera, accarezza col suo dolce respiro, concilia ed accompagna il sonno. Svanisce all'alba, ma non lascia amarezze, perché il poeta confida il suo ritorno al prossimo tramonto. La poesia colpisce per la sua grazia, nel relazionarsi con l'amore, senza pretese o promesse, forte della sua preziosa e imperitura presenza. Penna sicura, che esalta la dolcezza della lingua gallurese, particolarmente vocata ad esprimere concetti così intimi, rendendoli ancora più fruibili a chi li ascolta. Grazie a Paolo Russo, che bella motivazione. Allora adesso siamo curiosi di ascoltarla questa poesia. Allora, mi avvicino e le do il microfono, così ascoltiamo l'opera Veni. L'ho pronunciata bene? Veni, ok. Grazie al Comune di Olbia per l'organizzazione di questo bellissimo premio e un grazie anche alla giuria e alla motivazione che ho gradito molto. Veni agattammi stanotte in punta di piedi, come alleno liceri che si chisa la cara. Veni a pulicà le miei pensieri, come sempre a chi sola, quando lo mezzo sonno consola e dei sonni nulla s'avvera. Poi, quando la luce s'acchiara e mi sciuta, tutte ne voli, e io tanto aspetto che cali lo sole, così tu in sogno, come tutte le notti, torni a grattarmi. Grazie davvero e complimenti ancora. Lei si è aggiudicato il secondo posto di questo premio e di questa sezione Poesia in gallurese. Grazie davvero. Allora, rimango qui al centro perché è il momento adesso di proclamare il vincitore di questa sezione e invito a raggiungermi Alessandro Fiorentino, che è l'assessore al bilancio del Comune di Olbia. Un grazie anche a lui per la disponibilità e per la sua presenza. Grazie Daniela. Tanto buonasera a tutti, è un grande piacere stare qui dentro con voi perché si respira proprio la cultura qui dentro. Quindi io intanto ringrazio la giuria e i giurati che hanno fatto un ottimo lavoro che non è semplice, perché fare questo non è semplice. Poi tu Daniela che hai condotto benissimo e tutti presenti in sala. Naturalmente un grande grazie all'assessore alla cultura e vice sindaco Sabrina Serra. In più un grazie particolare, secondo me, alle persone più importanti che sono qui dentro, che cioè sono gli scrittori che hanno partecipato a questa 8ª edizione del premio letterario. Grazie Assessore. Allora, rimanga qua vicino a me perché insieme proclamiamo il vincitore di questa sezione Poesie in gallurese e logudorese, anzi, lo dica lei. Domenico Mario Battaglia. Complimenti Domenico Mario Battaglia con Di sogni svestita. Elisabetta ci porta la targa che prende in consegna l'assessore per darla al vincitore. Ecco qua, complimenti ancora. Le foto di rito di questo momento e mi avvicino per una battuta naturalmente. Oggi ha fatto incetta di premi. Secondo questo. Dopo i terzi premi di settembre, comunque per la prima volta vinco il primo premio perché avevo già avuto un secondo e diversi terzi premi, quindi è bella soddisfazione, soprattutto perché ha avuto molto coraggio la giuria, perché era una poesia un po' particolare, un po' difficile come tema, quindi. E allora, prima di ascoltare la poesia, diamo la parola a Eliano Cao per ascoltare la motivazione, quindi noi ci mettiamo qui da una parte. Di sogni svestita è la dolente parabola di una reietta, confinata dalla sorte dagli uomini
sull'uscio di una chiesa, ma aggrappata ai sogni impossibili di una tenace illusione. La lotta per l'esistenza è, per chi combatte ogni giorno per sé e per un pupono che gli taglia in grembo, una contesa disperata, avvolta da una vana e immutabile rassegnazione. Le mani che si tendono, che accompagnano gli occhi a leggere in mani altrui frammenti di futuro, bricioli di esistenza, sono le stesse che sottrassero furtive l'orologio d'oro ritmante adesso i palpiti della pena di vivere. In silenzio, implorando la pietà della gente, volano via i giorni della mendica come le foglie d'autunno. Riflessiva, icastica e fluente, la poesia aggruma i sensi di un pathos amaro e pervasivo che tocca il cuore. Grazie, bellissima motivazione anche in questo caso. È il momento quindi di ascoltare la poesia vincitrice di questa sezione dell'8º premio Città di Olbia. Di sogni svestita, pure io era là, in ginocchio, un dello daiese, aprire parzone, non signori, col suo viso dolce, insaccato di rozzo, che avrei voluto lavarsi se avessi potuto. Dentro a stacca un rilogio d'oro, ha rubato un giorno a qualche allocco, marcaglia minuti, anni, secoli di distacco. Gaia un mare di nuvoli sopra il capo, perché non sa chi impesse al cielo, un bindò dai mille colori a piattare i pensieri, i gambi nudi sotto una longa fardetta a fiori. Neri i suoi occhi, i mani e mica la sago, sempre troppo lesti a toccare speranze e carità, a popono chi ti taglia in grembo, in un sorriso di rassegnazione, di passare, di non poter cambiare, quello che oramai ho tempo, da tempo ha deciso. Non domandetemi qua, mi ha detto una volta, manco un citto bucato mi giocario sopra quella mocicosa, perché non mi lamento. M'ammento però che peda sognare un'altra vita e che qui da zitedda tornessi a o sorriso di zitedda. Quando poi ero uscitato non c'era più sogno e manco il riloglio d'oro che ti da stacchina. Sguardi svintati non vedi ne avai so mani tese, mani d'ambra, già da sua mamma, da sua mammona, sempre diversi, sempre uguali, che cercai in altre mani un dirigio domani tra i linee del destino, per tu mandaghi friguglioli di futuro lungo le strade di loggi, limosinenti in silenzio tra i fogli d'autunno, qui capite o vento. Grazie. Grazie, davvero molto molto bella, complimenti. Allora, e siamo giunti quindi alla conclusione anche di questa sezione. Tra poco ci aspetta un momento davvero molto speciale, un momento al quale teniamo particolarmente. Adesso però ascoltiamo ancora una volta le note meravigliose di Gavino Locke e Serenella Lunesu, che accogliamo con un fortissimo applauso. E mentre loro si preparano, mi avvicino sempre da Serenella per chiedere che cosa ci presenteranno in questo momento. Sì, volevamo continuare con la nostra versione di Non Porto Riposare, che è una canzone che insomma adoriamo e sappiamo che insomma è come dire forse una bandiera che insomma ci fa conoscere in tutto il mondo. Grazie. Una canzone meravigliosa che non ha bisogno di grandi presentazioni. Gavino Locke e Serenella Lunesu. Non potrò
Gesù, grazie per essere stati qui con noi. Questa ottava premiazione del premio Città di Olbia. Allora, come vi ho detto, adesso c'è un momento davvero molto speciale, però prima vi chiedo un fortissimo applauso per la giuria, il presidente Francesco Pala, complimenti e grazie, Luana Scanu, Quintino Mossa, Paolo Russu e Eliano Caro. Allora, siamo giunti a questo momento davvero molto speciale, al quale teniamo particolarmente, e invito a raggiungermi qua sul palco la piccola Gaia Carnesecchi, 11 anni, e tra poco vi spieghiamo perché la invito qua sul palco. Invito anche l'assessore alla cultura Sabrina Serra, il nostro vice sindaco della città di Olbia, per questo momento davvero molto speciale, perché facciamo raccontare direttamente a Gaia che cosa ha fatto. Ha fatto davvero un'opera molto bella. Intanto ha vinto un premio importantissimo, ce lo facciamo raccontare da lei, e poi lei con un gesto di grande generosità ha voluto donare il premio. Raccontaci. Allora, il concorso che io ho vinto, insomma non ho vinto solo io, però è un concorso che è stato lanciato dalla Rowling, che è l'autrice di Harry Potter, durante la quarantena per aiutare i bambini dai 7 ai 13 anni a superare la quarantena. Lei ogni giorno pubblicava online 1 o 2 capitoli del suo nuovo libro e i bambini dovevano illustrarli, e ogni paese aveva il suo concorso, e poi alla fine venivano scelti 33 vincitori, e di questi 33 per ognuno veniva scelto un disegno. Il premio era appunto per noi bambini, era una copia autografata dalla Rowling, mentre c'era anche un altro premio, cioè 500 euro di libri che si poteva scegliere di donare a una scuola o a una biblioteca, e io ho scelto di donarli alla Biblioteca Simpliciana. Grazie, davvero molto bello. Assessore, a lei il compito di commentare questo gesto bellissimo. Questo gesto emozionantissimo, perché io poco fa ho avuto l'occasione di scambiare 2 chiacchiere. Io sono mamma di un bambino dell'età, proprio della sua età, e quindi gli ho chiesto come mai hai deciso anche di partecipare a questo importante premio, a parte che mi ha detto che è una fans sfegatata della scrittrice, quindi appena l'ho visto ho detto no, devo partecipare, però non pensavo assolutamente di vincere, e invece hai vinto. Quindi il messaggio proprio che si vuole dare a tutti i bambini e ragazzi come te è quello proprio di non abbandonare i propri sogni, anzi è quello proprio di perseguirli e di fare in modo anche che si realizzino. Quindi per te si è anche realizzato un sogno bellissimo, perché tu mi hai detto: per me vincere questo premio è stata una cosa grandissima, una cosa che non mi sarei mai aspettata. Quindi sicuramente veramente lanci un messaggio e mandi un messaggio a tutti i ragazzi e i bambini comunque della tua età. E poi grazie perché per noi è stato un dono prezioso, abbiamo potuto incrementare, grazie anche al tuo dono, i libri presenti in biblioteca. Dovevamo fare una cerimonia ad hoc e purtroppo non è stata potuta fare per la pandemia, però quale migliore occasione, il premio letterario della città di Olbia, poterti anche conferire questo riconoscimento. Quindi io ti ringrazio e ti auguro veramente di poter sempre inseguire i tuoi sogni, non abbandonarli mai. Grazie. Grazie a Gaia. Allora, è il momento quindi adesso di consegnare la targa che porta la nostra Giulia, che dà in consegna all'assessore Sabrina Serra, la quale, ecco qua, premia Gaia Carnesecchi. Complimenti. Bravissima Gaia, grazie davvero.
Siamo quasi alla conclusione, quindi invito Marco Ronchi, Sabrina Serra, assessore, venga qua. Chiamiamo anche le due ragazze che ci hanno aiutato, Giulia ed Elisabetta. È il momento dei bilanci, quindi grazie intanto alla giuria che abbiamo già ringraziato. Assessore, a lei un commento su questa serata e poi anche a Marco Ronchi. Rimanete qui con noi, venite. Perfetto. Il bilancio è sicuramente positivo. Io ringrazio tutti, ringrazio anche i miei colleghi, anche Cristina Vera, la nostra consigliera comunale presente alla commissione urbanistica. Inviterei magari anche a venire tutti qua per fare una foto tutti insieme anche con la giuria. Avrei il piacere di poter immortalare questo bellissimo momento. Grazie ancora a voi, al vostro lavoro, e speriamo che possiate o che accettiate anche il prossimo anno di essere i giurati di questo importante premio, che cresca sempre di più, come ci ha augurato anche noi. Grazie di cuore a tutti. La parola a Marco. Buonasera a tutti. Anche quest'anno il premio è stata un grande lavoro, una grande fatica, ed il premio è il momento conclusivo di un'attività, delle attività annuali della biblioteca comunale. Anche quest'anno, grazie allo staff della biblioteca, che ringrazio, Matteo Nicozzi, Antonello Budroni, Elena Marotto, Pierluigi Campus, Mauro Mibelli, senza i quali non è assolutamente possibile riuscire a realizzare tutte le attività che spaziano dai laboratori di lettura anche in lingua straniera. Quest'anno abbiamo fatto un laboratorio in lingua russa, in lingua spagnola, li abbiamo realizzati nonostante la pandemia, realizzando e trasmettendoli in diretta sul canale di YouTube della biblioteca, 3 rassegne letterarie, un laboratorio di scrittura creativa. Insomma, abbiamo fatto tanto e siamo contenti di questi risultati. Vorremmo incrementare la partecipazione dei giovani a questo premio e magari quest'anno, grazie anche all'assessore, cercheremo di coinvolgere maggiormente le scuole, anticipando magari la pubblicazione del bando a un periodo in cui le scuole sono ancora aperte. Voglio ringraziare l'assessore Sabrina Serra per la fiducia che ripone nello staff della biblioteca, ci incoraggia e speriamo di continuare anche quest'anno a realizzare le nostre attività, magari anche migliorandole e incrementandole. Grazie a tutti. Grazie davvero a tutti, grazie Marco, grazie all'assessore. Adesso facciamo una foto, salutiamo chi ci ascolta naturalmente da casa tramite il canale social della biblioteca, un caro saluto e grazie anche a coloro che ci ascolta da casa sulle frequenze di Teleregione Live al canale 88 del digitale terrestre. Grazie a tutti per essere qua e al prossimo anno. Arrivederci.